Noi in Veneto nei prossimi 20 anni avremo un aumento di oltre il 45%, per la precisione è il 49% di over 85 nel nostro territorio, e una diminuzione molto pesante da parte delle generazioni più giovani. Questo ci deve interrogare su che tipo di modello di società e di Veneto vogliamo costruire per il futuro. Sono numeri decisamente ineludibili, quelli che Alberto Stefani scandisce nel corso di un'intervista esclusiva a Rizzola Magazine, disponibile dalle prossime ore sui canali della Fondazione Rizzola Academy. Il trend demografico per il presidente della Regione Veneto è la base di ogni scelta pubblica. Dobbiamo aumentare i posti letto negli ospedali, nelle RSA, dobbiamo garantire un invecchiamento attivo anche tramite un'assistenza di quartiere e domiciliare che condivida più famiglie per la cura dei bisogni sociosanitari della persona. Stefani quindi, se da un lato rilancia la figura dell'assistente di quartiere soprattutto a supporto delle fasce più anziane, dall'altro ribadisce la necessità di dotarsi di più psicologi, e questo guardando al disagio crescente fra le nuove generazioni. È una scelta di campo per affrontare una tematica fondamentale del nostro territorio, che è il disagio psichico. C'è un disagio psicologico e psichico nel nostro territorio che deve essere affrontato anche attraverso gli strumenti della sanità territoriale. Noi vogliamo integrare queste figure dello psicologo territoriale all'interno delle 99 case di comunità, affiancandole ai medici di medicina generale. Di certo una società che cambia e che da qui al 2030 dovrà fare i conti anche con la carenza di circa 280.000 lavoratori. L'altra sfida, quella delle competenze, ma più in generale è l'approccio che va cambiato. La vera sfida in politica è trovare amministratori capaci di non inseguire il consenso del giorno dopo, ma di guardare i risultati che porterà nei prossimi decenni. È molto più complicato perché è più facile ricevere un applauso fuori dal palazzo il giorno dopo che riceverlo a distanza di 20 anni, ma credo che la qualità del vero politico e di un vero amministratore sia proprio quella di dover aspettare 10 o 20 anni per poterlo ricevere.